Siamo con il piccolo tifoso Alfonso Genova, campione d'Italia 2024. Sono molto contento di questa prestazione dell'Inter, che penso che quest'anno sia riuscita molto a gestire il campo, a gestire anche insulti che sono venuti da fuori, ma ha gestito molto bene il campionato, ha gestito molto bene il campionato, soprattutto la dirigenza, soprattutto Marotta, che con i suoi acquisti è riuscito a superare il livello delle altre squadre nonostante aver speso molto poco. Infatti le percentuali dicono che ha speso, spendendo 242 milioni, ora il totale della squadra, il valore della squadra che prima valeva 242 milioni, ora vale fino a 542 milioni, quindi è veramente un record assurdo per l'Inter e per la storia, che finalmente l'Inter ha raggiunto questa seconda stella che sembrava non arrivare più. Ecco, tu sei un piccolo calciatore, parliamo adesso di Akragas. Come vedi la salvezza della squadra? L'Akragas sempre molto fedele a me, sempre che l'ho sempre sostenuta fin da quando ero piccolo. Allora, penso della salvezza meritatissima. Però penso anche che l'Akragas avrebbe potuto fare di meglio quest'anno. Se non fosse stato per qualche atteggiamento un po' scorretto dei giocatori, l'Akragas avrebbe fatto di più, secondo me. E penso che anche il cammino dell'Akragas per diventare una squadra molto più forte dipende anche dalla dirigenza e soprattutto dal comune, perché l'Akragas, come ha detto già il presidente Deni, se i tifosi vogliono avere una squadra competente e bravissima, il comune deve anche competere e deve cercare di fare questo impianto, questo benedetto impianto di luce, e fare un campo decente. Per quanto riguarda, penso che l'Akragas dopo la salvezza si sia un po' cullata, e infatti con il San Luca è stata una sconfitta che non mi è piaciuta molto, a mio parere, ma penso che l'Akragas ora contro il Siracusa darà molto in campo, e soprattutto contro il Portici, che penso che sarà l'ultima partita, che dopo la sconfitta contro il San Luca l'Akragas penso che non la darà per vinta agli avversari. Allora diciamo forza Forza Akragas e forza Inter sempre.